Siamo in live, siamo in live. Vediamo chi sarà il dito più veloce del West oggi. Ciao Max, ciao caro, buon pomeriggio anche a te. Ciao Giacomo, sempre Forza Cagliari. Ciao Francesco, ciao Giuseppe, ciao ragazzi, ciao a tutti. Oh, ci siamo, ci siamo. Questa live la dovevo fare ieri, però poi ho avuto alcuni contrattempi, è stata rinviata oggi. Però comunque si fa. Ciao Vicious, te stai a tapei, ancora stai in piedi. Va a dormire, vai a dormire. Scherzo ovviamente, mi fa piacere però, cioè, dovrebbe essere una certa ora lì, quindi che stai a fare qua? Riposati. Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Ciao Mattix. Oh, vai. Vatta a fare la doccia, Vicious, così almeno ti rilassi per bene. Secondo te andremo in Champions? Non credo. Europa League sì. Champions è veramente molto difficile. Ripeto, difficile, non impossibile. Quindi staremo a vedere. Però secondo me meglio punta sull'Europa League che sulla Champions. Bene, meno male. L'importante è che stiamo tutti bene, ancora increduli per la classifica, sulle ali della fantasia e felicità. Io la sto guardando proprio, anzi, non la sto guardando praticamente la classifica perché sì, tutto bello, ok, però è tutto estremamente volatile, no? Comunque siamo ancora alla 12ª giornata, aspetto la 38ª per gioire. Invece secondo me no, Mattix, secondo me no, perché pensare a salvarci è veramente controproducente. Cioè, tu quest'anno l'obiettivo tuo è l'Europa, non può e non deve essere la salvezza. Quindi perché pensare a un traguardo che è facilmente raggiungibile quando puoi largamente puntare all'Europa? Ci abbiamo pensato per troppi anni alla salvezza. Quest'anno possiamo permetterci di non pensarci, per come la vedo io, ovviamente, eh. Poi staremo a vedere. Esatto, Giuseppe. Esattamente. Io ogni notte prima di dormire la guardo. Non leggo la parte dopo perché immaginavo. Credimi, lo immaginavo. Che dite, regà? Raccontatemi un po' di cose belle, dai. Raccontatemi qualcosa. Non mi fate parlare solo a me. Bisogna anche andare oltre la salvezza, secondo me. Ma la salvezza non è l'obiettivo di quest'anno.
Cioè, su questo proprio non ci piove. Scusate un attimo. Eccomi. Non può essere l'obiettivo di quest'anno la salvezza. Non può proprio esserlo. Anni fa sì, ma quest'anno no, proprio no. L'Europa sì. L'Europa sarebbe il coronamento di un sogno, arrivato nel momento giusto, perché a 50 anni dallo scudetto e al centenario. Sarebbe veramente perfetto. Ciao Tommaso! Scusate ragazzi, ero un po' distratto dal telefono. Domenica era allo stadio, il Cagliari così compatto e veloce, era dal 93, immagino che non lo vedevi. Siamo proprio fantastici, secondo me. Beh, è tornato il sole in Sardegna, fa un bel tempo, un po' freddino, però dalla sua è più bello tutto. Anche quando piove vedo il cielo rosso-blu. Centenario con lo scudetto, ti immagini che casino, è stato fatto apposta. Questa stagione è stata proprio progettata apposta per far sì che a maggio si possa festeggiare i 50 anni, anzi i 50 anni dello scudetto ad aprile, il centenario, ma soprattutto il ritorno in Europa League. Perfetto. È un bel campionato quello che sta facendo il Cagliari, assolutamente. Intanto ciao Tommaso e ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Che palle, una settimana senza Cagliari. Mamma mia. Mamma mia, non me lo ricordare. Non me lo ricordare. Che palle, che palle. Non vedo l'ora che ritorna domenica. Ah. Ciao Lorenzo, sono nuovo del canale. Tu cosa porti su YouTube? Poco, detto papale papale, porto veramente poco. Porto giusto i video post partita, ogni tanto qualche intervento su quelle che riguardano le faccende del Cagliari, però più di quello non porto. Mi piacerebbe fare gameplay, però l'11 novembre, che era il mio compleanno, mi si è rotta la Play. Cioè, adesso proprio speranze di portare un qualsiasi tipo di gameplay non ce le ho. Mi si è rotta pure la Play. E quindi purtroppo posso portare soltanto video post partita e qualche intervento così e queste live. Più di questo purtroppo non posso offrire. Intanto grazie mille Max del complimento. La nazionale torna a Cagliari, per favore ragazzi, niente per chi va allo stadio, all'inno italiano, dai se no questi non tornano più. Ma se non mi sbaglio è tipo da quella partita in cui fu ritirata la maglia di Gigi Riva che il Cagliari, che l'Italia non gioca più a Cagliari, o sbaglio? Magari forse l'Under 21 qualche partita l'ha fatta alla Sardegna Arena o al Sant'Elia. Io farei l'antidoping a Rog, veramente impressionante. Mamma mia, impressionante Rog. In fase di contenimento è bestiale. Gameplay di cosa? Essendo comunque un canale calcistico mi piacerebbe portare FIFA, ma mi piacerebbe pure portare Football Manager, col fatto che comunque a breve esce il 20. Comunque anche qualsiasi altro gioco, comunque traslare il canale sia sul calcio che sul gaming. Febbraio 2005. Però se non mi sbaglio dopo quella partita
ci fu anche qualche partita, se non mi sbaglio, dell'Under 21 in Sardegna, però non lo so, potrei sbagliare. Ciao Albi, ciao carissimo. Intanto ragazzi, scusate se mi trovate un po' stanco, ma ho staccato da poco dal lavoro, c'ho un po' la schiena che fa male. Ciao Seba, Under 21 settembre 2018. Ok, infatti io mi ricordavo che comunque almeno l'Under 21 ci ha giocato in Sardegna. Io direi che per l'Europa ci facciamo tutti pelati come Giulini e Maran. Ma sì, ma sì. E ci tatuiamo tutti i quattro mori. A parte che io un tatuaggio del genere già me lo volevo fare da non so quanti anni. Chi mandiamo via e chi prendiamo a gennaio? Bella domanda, bella domanda. Chi mandare via? Io manderei via Cherry, poi manderei via Cacciatore, manderei via Birsa e prenderei qualche giocatore magari con anche un'età un po' più avanzata, però che costi poco. No, Mattiello io lo terrei. Che Florenzi ha chiesto la possibilità di venire a Cagliari, è vero. Allora, sul coso Florenzi uscirà domani un video sulla notizia su Florenzi. Domani uscirà un video, quindi non parlo di questa cosa perché domani c'è il video e quindi vi spoilererei tutto. Mi raccomando, domani alle 3 esce il video su Florenzi. Io a gennaio richiamerei Despotov e manderei via Cherry in prestito. Non sarebbe male come idea. Ma i scaldabagni accesi che tira il ninja ne vogliamo parlare? Io sono già pelato, ergo sono a posto. Via Cherry dentro un attaccante con le palle, assolutamente. Perché il suo agente ha espressamente parlato con il ninja. L'agente di Florenzi ha parlato col ninja? Questo per esempio non lo sapevo. Sapevo che c'era un interesse del Cagliari su Florenzi, ma non sapevo che l'agente avesse parlato con il ninja. Questo non lo sapevo. Grazie mille dell'informazione, Giuseppe. Cherry non è riuscito a segnare nemmeno Dragowski e gli ha fatto gol anche gli alberi. Vabbè, regà, non è nuova sta cosa. Il tramite dovrebbe essere proprio Raja. A quanto pare l'Inter ha messo gli occhi su Nandez. Questo lo so, nome impronunciabile, ti chiamerò soltanto 15. Ho saputo, però Nandez, da quello che so, è un ripiego più che altro. Cioè, l'obiettivo primario dell'Inter è prendere Eriksen a parametro zero. E qualora non riuscisse Eriksen, punterebbero su Nandez. Purtroppo non potremmo vendere Cherry, ormai quella busta è diventato il pupillo di Giulini. Purtroppo. Mi duole dirlo, ma quello che dici è vero. Mi duole molto dirlo. Ha dimostrato a più riprese di essere veramente inadatto per la Serie A. Fare cassa con Birsa e cercare di prendere un giocatore in prestito che ci possa aiutare solo per questi 6 mesi. Poi con i soldi che ti danno, i diritti TV e la posizione, esatto. Esatto. Ti fai 3-4 acquisti in difesa. Sicuramente, secondo me, nel mercato di gennaio si andrà a spendere un po' di più per un difensore centrale.
perché ne abbiamo bisogno di un difensore centrale buono, molto molto buono. E secondo me il Cagliari ci potrà investire un pochino, parlo di non cifre enormi, un 5-6 milioni. La squadra sta attraversando un ottimo periodo, io non venderei nessuno perché sono uniti e compatti, anche se non essendo fenomeni, daranno tutto quando verranno chiamati in causa. Però non bisogna fare questo ragionamento. Se ci teniamo anche i più scarsi solo perché è un gruppo unito e compatto, eh, si ritorce attorno a te la cosa, poi ti ritorna indietro. Secondo me non conviene. Puoi creare comunque di nuovo un gruppo coeso e compatto anche con nuovi acquisti, non è quello il problema. Cherry scandaloso non solo per quello che sta facendo in campionato, ma anche per quanto lo abbiamo pagato. Però, ripeto, quello non. Gli se ne può di qualsiasi a Cherry, però quello proprio non gli si può rinfacciare perché Porello mica è colpa sua. Nainggolan può essere comprato dal Cagliari per 13 milioni e mezzo dopo il prestito, fonte Gazzetta. Beh, 13 milioni e mezzo per un giocatore come lui non so niente. Io ho occhi chiusi proprio. Comunque dispiacere immenso per un grande campione che è stato poco fortunato, Gianluca Vialli, agli ultimi round con il cancro, davvero dispiace tanto. Ah, perché si è aggravato Vialli? Non lo sapevo. Ciao Briccolo, non lo sapevo, mi dispiace. Pisecane per me non è da cedere e meno che mai da mettere in dubbio. Assolutamente d'accordo, Giuseppe. Assolutamente. Credo che sia una colonna della squadra. Assolutamente sì. Assolutamente. Il Cagliari visto a Bergamo e domenica ricorda il Napoli di Sarri. Può ricordare qualsiasi squadra, l'importante è che fa bottino. Pisacane merita la nazionale, si è fatto il culo per arrivare in Serie A, assolutamente. Pisacane merita questo e tantissime altre cose. È un uomo che io a livello umano dire che stimo è poco. Io ripeto, nonostante non sia un giocatore eccezionale a livello tecnico, io ho sempre detto e continuerò a dire che in campo mi piacerebbe vedere 11 Pisacane. C'ha proprio una grinta, una cattiveria agonistica che a me mi fa innamorare. Hai visto il video della Gradinata Sport? Purtroppo non l'ho visto, Briccolo, perché non ci ho avuto tempo. Purtroppo Vialli sta molto male, mi dispiace, mi dispiace. Su Nandez dobbiamo essere realisti, andrà via quasi sicuramente tra un paio d'anni, ovviamente. Bisognerà saper investire per fare una squadra da Champions, visto che con lui ti fai 50-60 milioni. Ma se continua così, secondo me può arrivare anche a 70, eh. Ciao Stefano, ciao caro. Uno degli errori degli ultimi anni è stato non aver creduto abbastanza su Murru. Secondo me invece è stato l'opposto. Murru ha avuto per 5 stagioni di fila. Ogni anno si diceva che Murru quest'anno sbocciava, Murru quest'anno diventava forte, Murru quest'anno si esprimeva. Io non rimpiango per niente la cessione di Murru. Anche perché solo per Murru ci hanno dato, che era, 5-6 milioni e il cartellino dei Cicarini. Cioè, oh, ma che sta scherzando? Ma io tutta la vita. Ok che Murru l'abbiamo dato via che c'ha 22 anni, quindi comunque era ancora giovane e poteva ancora migliorare. Però è pur vero che c'ha già 5 anni sul groppone in cui non aveva dimostrato di poter migliorare. Ok che non bisogna mettere pressione ai giovani, ok che bisogna lasciarli lavorare, però, cioè, dopo un po' le possibilità ce le hai, se non sei capace a sfruttarle o non le sfrutti, il problema è tuo e la cessione era stata la cosa più giusta. Ciao Veloxi, ti ha sbloccato Pisacane? Purtroppo no, purtroppo ancora no.
Cosa ne pensi dei tempi di recupero di Nandez e Pellegrini? Veramente io ancora non li ho letti i tempi di recupero. Dimmi un po', com'è che un romano ti fa Cagliari? Mio nonno era sardo. Penso che con i soldi che ci mancano da Barella la società abbia previsto i riscatti di Rog e Simeone, ovviamente, ma andando in Europa si potrebbero anche acquistare il Ninja e Pellegrini. Allora, il Ninja penso che sia molto molto più fattibile rispetto a Pellegrini. Fatto sta che comunque l'ingresso in Europa ti consente di avere ovviamente più ricavi e quindi di fare un mercato più ampio, di prendere più giocatori. Quindi devo dire che la società è stata veramente oculata in termini prettamente finanziari questa stagione. Nandez mi ricorda i primi 3 mesi di Moriero a Cagliari, non me lo ricordo. Comunque credo che a breve Giulini e Carli faranno asso trattative con la Premier League. Già a gennaio qualche spoiler lo capteremo. Tipo, Nandez mi ha fatto vincere la partita per essere primo. Dai. La primavera va a meraviglia perché non prendiamo un giovane fatto in casa con un gruppo maturo può crescere bene. Regà, ormai l'unico nostro limite è il budget, cioè non ci abbiamo limiti. Ormai secondo me Cagliari è diventato la piazza perfetta per un giovane. Ciao top player score azzurro. C'è solo un problema. Andando in Europa, in che stadio giochiamo? Allora, da quello che so e dalle voci che girano, il Cagliari, qualora andasse in Europa, giocherebbe le proprie partite a Torino, allo Stadio del Toro. Secondo me scelta sbagliatissima perché ok che col traghetto arrivi a Genova e poi da Genova te la fai tutta l'autostrada e arrivi a Torino, però quel pezzo da Genova a Torino non è poco. Secondo me conveniva, parlo pure un po' a convenienza, farle giocare a Roma, perché comunque tu c'hai la possibilità di arrivare col traghetto a Civitavecchia e da Civitavecchia a Roma, regà, sarà mezz'oretta di macchina, toh. Però è pur vero che presumibilmente sia Lazio che Roma potrebbero andare a giocare le partite di Champions Europa League. Ti piace Falco del Lecce? Non tanto. Nandez ricorda Francescoli. Io non l'ho mai visto Francescoli. Cominciamo Andrea a fare una live come ai vecchi tempi con tutta la cassetta di Screw e purtroppo ha problemi di lavoro, non può. Sono sicuro che lui sarebbe il primo a volerla fare, però purtroppo per problemi lavorativi, per questioni di tempo non può. Clavan è stata la prima spoilerata, ma non ha fatto hype. Beh, Clavan sinceramente io nemmeno lo conoscevo. O a Marassi, anche Marassi, però lì c'è da calcolare che Marassi è un campo di merda, veramente di merda, perché Genova appena fa due gocce si allaga, quindi bisognerebbe buttargli un occhio. Giocare a Roma o a Bologna? Pure Bologna non è così facilmente raggiungibile, però. Potevate andare a Napoli. Napoli non la sceglieranno mai per evidenti motivi. Comunque c'è Pirelli out e vedi un grande Clavan. Fatti una domanda e datti una risposta. La stessa cosa ha detto mio zio. La stessa cosa ha detto mio zio. Il Cagliari può chiedere la deroga a UEFA per giocare in Sardegna. Ma se lo stadio non ha i requisiti, che deroga chiedi? Secondo me sarebbe insensato. Cioè, i requisiti ci sono a posto, non puoi chiedere una deroga se tu non hai uno stadio che ha quei requisiti. A Roma giocano già due squadre con anche le coppe europee. È per quello che l'ho detto. Infatti ci sono arrivato solo mentre facevo il discorso. Per quello l'ho detto. Genova sarebbe stata una buona possibilità, la capienza c'è. Ma infatti Marazzi non sarebbe male come opportunità. Secondo me è pure meglio di Torino, perché è arrivato a Genova, penso che non ci metterai tantissimo. Comunque è stato quasi deciso, scritto
da blog Cagliari Calcio che sarà Roma la destinazione delle partite eventuali in Europa. Fonte poco attendibile. L'hai detto tu, Francesco, io sinceramente non mi fido più dei blog Cagliari Calcio. Anche a Renzo Barbera di Palermo. Da isola a isola non conviene, anche perché verrebbe a costare tanto poi, per chi vuole fare la trasferta. Eccomi di nuovo, ciao Vicious. Intanto auguri di buon compleanno, grazie mille, grazie. Il 16 è il mio compleanno, perfetto. Allora auguri non si dovrebbero fare, però auguri in anticipo, dai. Oh, vedi chi ci sta. Ciao Simo, grazie, grazie mille. Come mai tifi Cagliari se sei di Roma? Per curiosità. Mio nonno era sardo, semplicemente quello. Nulla di più e nulla di meno. Bologna per un discorso di quantità di club presenti al nord Italia che è più facilmente raggiungibile. A Sassuolo si prevedono circa 2500 tifosi. Sassuolo, Bologna, non sarebbe male, però pure lì ce n'è di strada da fa'. A me farebbe molta rabbia perché vedere il Cagliari dal vivo in Europa sarebbe unico. Purtroppo per me le trasferte sono infattibili. Ma siamo in due, siamo in due. Il problema è che bisogna calcolare che ci sarà praticamente, se il Cagliari arriva in Europa, ci sarà una trasferta, cioè praticamente tutta la Sardegna si trasferisce. Quindi bisogna anche calcolare quello. Scrivono un sacco di minchiate sulla pagina di Facebook. Lo so, Briccolo. Grazie, Simo. Sono contento di fatte compagnia. Anche se un po' ce l'ho con te, sono un po' incazzato con te. È già deciso, se andiamo in Europa giocheremo al Comunale di Torino, se non si qualifica una tra Roma e Lazio allora sarà Roma. Ma io infatti spero, lo spero ovviamente. Se è Roma io mi faccio i debiti, io mi faccio i debiti. Se è Roma io proprio mi faccio i debiti. Fosse Bologna o Genova a me andrebbe di culo perché dove abito sarebbe molto fattibile andarci. Può di culo a tutti, tanto ormai siamo sparsi in tutta Italia. A proposito dello stadio in Europa League, ho visto stadi bruttissimi, quindi non sarebbe scandaloso giocare alla Sardegna Arena. Il discorso cambierebbe per la Champions, ovviamente. Ma non è il fatto di com'è lo stadio, è il fatto di quali requisiti possiede lo stadio. È quello il problema. Se comunque la Sardegna Arena non predispone dei requisiti UEFA, tu puoi di A, puoi di B, puoi di quello che te pare, ma tanto non te ci faranno mai giocare. Come è giusto che sia, ovviamente. Ma non è solo per caffè, non è solo per quello, Simo. Poi vabbè, se sentiremo in privato. Quando giochi di nuovo al torneo di Kartal? Da quello che so, Kartal sta organizzando un torneo per il prossimo anno, però lo faranno o a Milano o ad Ancona, quindi non ci potrò andare. Se veramente danno Roma prendo casa in affitto, mamma mia, se la giocano a Roma mi sento male. Secondo me non andrete in Europa, possibile, non credo, ma bella, ma te a tubi innocenti non te lo accettano, che vuol dire? Poi mi scrivi su WhatsApp e ti dico che qui non mi pare il caso.
Esatto, così sono comunque stati con capienza 15-16 mila spettatori eppure hanno la licenza UEFA e Champions. Tutto sta in quello. Tutto sta in quello. Io vi direi sicuramente Trieste. No, basta, basta, basta Trieste, basta. Trieste, basta, ci hanno rotto il cazzo. Ma che davvero? Trieste no. Veramente. Ciao Francesco. Quali sono i requisiti che deve avere la Sardegna Arena? Ma io non, sinceramente i requisiti UEFA degli stadi non li conosco. So che comunque ci sono vari tipi di stadi, vari tipi di requisiti. E ci sono tipo UEFA C, UEFA B e UEFA A, mi pare, una cosa del genere. E a ogni classificazione corrisponde una cosa. Tipo quelli di UEFA A possono ospitare le finali di Champions, per dite. Tipo Wembley, l'Olimpico, questi stadi qui belli grandi. Poi ci stanno quelli di UEFA B che possono comunque partecipare, possono giocare in casa le partite di Champions e quelli di UEFA C presumo quelli di le partite d'Europa League. Credo, eh. Ma con Olsen in questa forma Cragno che farà? Bella domanda. Bella domanda. Dovunque sarà il Cagliari lo sosterremo sempre. Forza Castello, assolutamente Tommaso, quello sempre. Quello sempre. Cavolo, proprio oggi la live ho un impegno. Lo so, France, purtroppo se non le faccio a comando io. Quando c'ho un po' di tempo libero prendo e faccio la live. La dovevo fare ieri inizialmente, però poi c'ho avuto un contrattempo che sono andato a vendere tutti i giochi da Play che c'avevo. Sono andato a vendere tutti i giochi della Play che c'avevo e ci ho ricavato 30 euro. Avete trasformato Olsen in un mostro, non l'abbiamo trasformato noi. Semplicemente a Roma non ha giocato come è in grado di giocare. Pure Jacopino c'è sta. Ciao Ia. I soldi per lo stadio, giusti giusti. Lo so, ma non mi posso conservare fino a maggio. I dubbi innocenti sono i dubbi zincati di cui è composto lo stadio stile blocchi della Lego. Ecco perché non ci accettano lo stadio, è fatto a tubi e non si può. Ah, ok. Ok. Ciao Miro, how long time is Nandez injury is not good? I think like 2 weeks. 2 weeks of injury. Le fa quando gliele chiedo io le live. L'ho visto quando ho staccato da lavoro che mi hai scritto live. Ho visto il commento. L'ho visto quando ho staccato da lavoro che mi hai scritto live. Il preparatore dei portieri è pure psicologo, secondo me, ma una buona parte del mestiere del portiere sta tutto su un fattore psicologico. You're welcome, Stefan. Io direi che uno scambio Olsen-Cragno ci sarebbe con 30 milioni da parte loro, con quei soldi si fa uno squadrone. Ma sinceramente io Cragno me lo terrei, non lo darei via. Perché Olsen per carità è un buonissimo, buonissimo, buonissimo portiere, però non ne blocca manco una. Non blocca un pallone manco a pagalloro. Io direi Parma, difficile da raggiungere, però una vastissima concentrazione di sardi. Beh, sarebbe contento Nico. Qual è la partita più bella del Cagliari per ora secondo te? Indubbiamente Cagliari-Fiorentina e Atalanta-Cagliari. I think Olsen we need to sign. He is much better one corner kick than Cragno. I think he's better Cragno than Olsen. Because Olsen never stopping a ball.
quello che parla inglese è da sforrato. Insomma, la sicurezza sulle palle alte che dà Olsen Cragno non me l'ha mai data. Adoro Cragno, ma convenite con me che Olsen sulle palle alte è meglio. Però Olsen le respinge tutte, invece Cragno le blocca. E sinceramente a me mette più sicurezza Cragno che Olsen. Poi ovviamente questa cosa cambia da persona a persona. Ma tranquillo, Christian, più che altro te l'ho scritto pure su Instagram perché me l'hai chiesto. Forse è tutta la vita, a me non piace Granio, so che mi criticherete, ma la penso così. Ma un conto è pensarla, un conto è che non ti piace, ok? Sono due cose ben distinte. La società ha già indicato lo stadio Grande Torino per l'Europa, purtroppo lo so, Andrea, purtroppo. Che ne pensi della situazione attuale del Napoli? Sinceramente a me dalla situazione del Napoli non mi fa né caldo né freddo. Sinceramente non mi interessa niente, io penso al Cagliari. Poi quello che succede nelle altre società so affari loro e dei loro tifosi, io penso alla mia di squadra. Non è per cattiveria, però sono sincero, a me delle altre squadre proprio me ne sbatte il cazzo. Tranquillo, Gri, non ti preoccupa. I want also number one, Bahim, Giulini and Mr. Carli. When they learn after Romagna and Anna, I don't understand. Look at Tage, Pisacane, Clavani is not forever. But you look Romagna at Sassuolo? He didn't play good. Absolutely. Cranio tutta la vita. E se a gennaio arrivasse Florenzi, domani uscirà il video su Florenzi, sull'affare Florenzi, su quello che riguarda Florenzi al Cagliari. Non vi preoccupate, domani esce il video. Ciao Ale, ciao caro. Mi sento ma va, ma figurati Christian, ma ti pare? Ti pare che ti senti in colpa? Ma assolutamente. Cranio è la vita mia e lo amerò sempre, ma qua si parla di una situazione dalla quale tratterresti un vantaggio enorme senza lasciare la porta scoperta. Poi se rimanesse Cranio mica mi disfero. Bassiro Magna can be Italian national player. And what about Anna to Juventus? What happened with Mr. Carly here? I don't know. Honestly, I would like to see Anna in Cagliari this year. But we are too much. Come lo vedi Milan-Napoli di sabato prossimo? Ti rispondo sinceramente, KTV. Non lo so, io non è che mi sto a guardare tanto le altre squadre, ripeto. Sto ancora godendo per la partita contro la Fiorentina, a chi lo dici? Olsen sta facendo benissimo, quindi quando Cranio tornerà non potrà che andare in panchina perché gli equilibri non vanno alterati. Io tifo Napoli, ma seguo pure gli youtuber di altre squadre perché mi fa piacere. Ma assolutamente tu fai benissimo, non sto di che stai a sbagliare, cioè se a te fa piacere seguire anche le altre squadre per sapere quello che pensano i tifosi o comunque se ti piace informarti, fai benissimo. Io non lo faccio perché sinceramente non mi va, non mi interessa. Te lo immagini se il Milan si gioca la salvezza con noi all'ultima e magari perdono? Noi la salvezza non ce la giochiamo, quindi. Daniel Fonseca, secondo me. Ciao, intanto Frederick. Allora, Fonseca, ho saputo la storia di Fonseca. Ok, ha tirato una laggata bestiale e la sta tirando ancora, perfetto. So la storia di Fonseca, però non avendola vissuta non posso parlare. Quello che ho sentito di più è stato quello di Matri. Matri e Nainggolan.
Ovviamente, non ti preoccupare, Frederick, immaginavo, però io giustamente ti ho dovuto salutare. Dovrà essere Maran a mantenere gli equilibri, assolutamente. I think he's crazy with Romanian Dan. He's the future of Cagliari. For this small money they sell and buy Cherry for 9 million. I know Stefan. I know. Però è così. Ti stai ricredendo su Maranno, è ancora troppo presto. Non mi ricredo così facilmente, perché semplicemente 12 giornate non riescono a cancellare un'intera annata. Ma perché Padoin non gioca mai? Padoin veramente adesso gioca all'Ascoli. Se n'è andato da Cagliari. Fonseca il dito medio se lo doveva ficcare in culo. Lo so. Inizio già ad ascoltare l'inno dell'Europa League, che tra l'altro non esiste l'inno dell'Europa League, credo, a tutto volume, un sogno, magari perché no quello della Champions. E infatti c'è sta quello de Sky che ogni volta che va Maran all'intervista post partita gli mette la canzoncina della Champions. Ma quando? Quest'estate, top player, quest'estate è andato all'Ascoli. So Giulini accept they sell Romanian Dan? Wait, Romagna is only on loan on Sassuolo. C'è l'inno d'Europa League. Ah, ok. Pensavo non esistesse. In realtà esiste. Ok, allora lo vorrei sentire adesso, però purtroppo non posso per motivi di copyright. Yeah, but they can, not they must. They can. It's not sure. Aspettate un attimo. Lo mettono sempre prima di iniziare le partite Europa League, poi lo ascolto tanto anche su YouTube. Io sinceramente non lo conoscevo proprio. So you think they don't want to buy Romagna? I think so, because Romagna are not playing very well with Sassuolo. Rimpiango Diago Ribeiro e non ci allarghiamo. Siamo coi piedi per terra. Il Cagliari visto finora è da Champions, ma il campionato è lunghissimo e un calo non mi stupirebbe. Assolutamente, quello sicuramente, Valerio. Qualche partita prima o poi la dovremo perdere, sicuramente. Però secondo me è un Cagliari che rispetto ad altre squadre che l'anno scorso militavano per l'Europa League, secondo me noi ne siamo al di sopra. La prossima contro il Lecce è tosta, ma possiamo vincerla, assolutamente. Che voto dai a Thiago Ribeiro? Che voto gli do? Non lo so, non saprei che voto dagli. Oltre al calcio, che sport segui? Il tennis, wrestling, basket veramente poco. E poi vabbè, tipo Olimpiadi, quelle cose là me le guardo sempre. Io generalmente mi guardo un po' di tutto.
Pensi che le critiche a Giulini che tutta la Castello Crew gli rivolgeva siano state esagerate? Per esempio, quello che lo accusavano di essere un incompetente al libro paga dell'Inter erano sbagliate? Allora, è vero che lui risulta tuttora al libro paga dell'Inter, però mi è stato detto, non mi ricordo da chi, che possiede comunque veramente tipo un 5% di quelle che sono le azioni dell'Inter. Fatto sta che comunque risulta tuttora azionista. La cosa puzzava semplicemente per il fatto che negli ultimi anni il Cagliari, nelle partite contro l'Inter, sembrava volesse non scendere in campo. Ricordiamoci che in alcune partite Faragò giocava come terzino sinistro, Giannetti come esterno, un Cagliari totalmente inesistente, ci prendevano a pallonate a destra e a manca e lì il dubbio ti viene. Ovviamente lì il dubbio ti viene. L'unica cosa su cui penso siamo sempre stati d'accordo tutti quelli della Castello Crew è il fatto che Giulini sul piano del marketing e sul piano della vendita, della pubblicità del prodotto, dell'azienda in sé, del marchio Cagliari, è stato il numero uno perché su quello ha incrementato il fatturato da non si sa quanto. Ma a livello di dirigenza della squadra, perché molte volte è stato lui a voler mettere bocca su alcune cose, è stato veramente penoso. Questo non ci piove. Zeman il primo anno l'ha voluto lui, gli ha dato modo di costruire una squadra di merda e capisci che le colpe ce le ha. Tuttavia quest'anno si sta riscattando, però ripeto, 5 anni non ne posso, cioè un anno non può cancellarne 5. Quest'anno sta facendo bene, ma deve essere una cosa continuativa. Non è che tu mi fai l'escursus dell'Europa League solo perché questo è il centenario. D'ora in poi le stagioni dovranno essere sempre così. Che opinioni hai di Giulini? Un uomo con un grandissimo cervello. So when Giulini by the club so many years ago, what is goes with Cagliari? Why Inter West Ham say no to Giulino? Yeah, Giulini is more rich than Napoli owner. I think the goals of Giulini is the money. Increase the profits. I think. Possiede non il 5% delle azioni, ma circa 5.000 azioni, corrispondente allo 0,0 rientra dai piccoli azionisti. Ok. Lasciando perdere quanto detiene dell'Inter, ok? Il fatto è che comunque il suo nome è sempre stato legato all'Inter, ok? Non è quanto ne possiede, ma il fatto che ne possiede. Era quello che, oddio, era quello che a noi ci puzzava. E secondo me anche giustamente, perché se tu comunque vai a vedere, ne abbiamo vinte, se non mi sbaglio, 2 da quando c'è Giulini contro l'Inter, 2 o 3. Tutte le altre, quelle in cui abbiamo perso, se vai a vedere anche il modo in cui abbiamo perso, 2 domande è normale che te le fai, vengono proprio spontanee. Per quello, ripeto, Giulini c'ha una capoccia per quanto riguarda la pubblicità e il pubblicizzare il marchio Cagliari che è fenomenale, è il numero uno su quello. Ma sul resto, secondo me, ha molto ancora da imparare. Nulla di più e nulla di meno. Cellino ti piaceva? Per niente. Qual è stata la maglia più orribile della storia del Cagliari? Puoi trovare un video sul canale riguardo alle maglie, sia su quelle più belle che su quelle più brutte. Ciao Alessandro! Anche Carli ha i suoi meriti, non dimentichiamo il nostro capitano Conti dietro le quinte. Carli a me non mi è mai andato a genio, mai, anche tuttora, mai andato a genio. Concordo, il progetto deve servire a stabilizzarci nella zona che conta negli anni a venire, altrimenti tutto quello che sta facendo Giulini con lo stadio nuovo non avrebbe senso. Assolutamente. Thanks, Miro. You're welcome. So Giulini maybe want to build up yeah. Yeah. I think like Atalanta, yeah.
Giulini è un uomo in gamba, però come presidente deve ancora crescere, fa cappellati tipo lasciare andare troppi giocatori a parametro zero. Anche quello è vero. Ciao, cosa pensi del Cagliari che è la mia vita? Che è la mia fottuta vita? Ci sono voci di Florenzi al Cagliari per gennaio, lo so, domani uscirà un video riguardo all'argomento Florenzi. Possiede una percentuale di azioni insignificante, non trae alcun guadagno da quelle azioni. Il Cagliari di Giulini ha vinto 2 volte a San Siro e una volta in casa. Di cosa stiamo parlando? Argo, ti ho veramente risposto prima, ma te lo ridico. Non è quante azioni possiede, ma il fatto che ne possiede. Che oltre a essere presidente dell'Inter, ha anche oltre a essere presidente del Cagliari, ha anche delle azioni dell'Inter. Ok? Ci siamo presi alcuni bidoni allucinanti dell'Inter. Mianghè, Benedetti, Andreolli, Longo, Krisedig. Questi sono solo alcuni nomi. E le partite che abbiamo perso contro l'Inter, non sta a guardare il risultato che abbiamo perso, perché con l'Inter si può tranquillamente perdere, non è quello, ma è il come le vai a perdere, ed era quello che puzzava. Perché un Cagliari che ti viene a giocare a San Siro con un 3-5-2 Giannetti, con Giannetti esterno, perché? Cioè, capisci? Con Faragò terzino sinistro, che lui già a terzino destro è adattato, figuriamoci a terzino sinistro. È quello, è quello. Te l'aspettavi un inizio di campionato così? Non così. Che ce ne facciamo di Florenzi? Mo, s'allargamo. Chi dovrà comprare il Cagliari per rinforzarsi, secondo te? Non so il DS, quindi non saprei. Ora mi metto a palla la musichetta della Champions, non si sa mai, giustamente. Rivoglio il tandem Mianghè-Longo. Mianghè-Longo, tanta roba. Ciò meno, ieri guardavo alcuni video sui gol fatti da Pavoletti l'anno scorso e pensavo a quale soluzione potrebbe adottare Maranna al suo rientro. Secondo me Pavoletti giocherà prima punta e Simeone dietro. Secondo me è così. Ciao top player, alla prossima. I want to fare a go, want the right back. No. No. Please no. No. Calciatore as backup, yeah. Ma Faragò terzino destro no. Nonostante Pavoletti sia rotto, in area arrivano un botto di cross. Il suo rientro dovrebbe farci bene. Assolutamente. Ahimè a malincuore lo scrivo, ma viva Dio che si è tolto rotto Pavoletti. Non ci sarebbe Simeone, non ci sarebbe il gioco che abbiamo ora. Assolutamente. Assolutamente. Il Cagliari sta mettendo gli occhi nuovamente in Uruguay. Ok, ma João Pedro, riserva di Nainggolan. Semplice. Oppure lo fai entrare a partita in corso al posto di Simeone. Florenzi sarebbe un colpaccio, un giocatore di esperienza internazionale, quindi. Ricordo benissimo quell'Inter Cagliari finito 4-0 con 0 titolari in 90 minuti, roba che i tifosi andati a Milano dovevano essere rimborsati. Dopo di tifo tutta la formazione inorridisci. Non ho capito l'ultima parte, Ale. Oggi guardi le partite di qualificazione di Euro 2020? Assolutamente no. Non so partite così. Ah, ok. No, ma me la ricordo la formazione, fu una formazione di merda. Ciao Ale, ciao carissimo. Buon giovedì anche a te. Di che si parla come sempre del più e del meno.
Faragò si spasta e Tem Cacciatore. Faragò Faragò è adattato a terzino destro, non ci sa giocare, non ci sa giocare. Mi girano le palle che vanno, che stanno speculando su Nandez, manco arrivato. Regà, cioè lo sapevamo, secondo me, dopo 2 o 3 partite sapevamo che comunque Nandez prima o poi se ne andrà, ovviamente. Ciao Alessio, ciao Michele. Lecce Samp prove del 9? Se vinciamo queste due si può puntare veramente in alto quest'anno. Tanto, tanto. Si può lottare veramente tanto quest'anno. Non dico che sono la prova del 9, però ci stiamo vicini. Nandez manco li legge queste giornalate, lui interessa solo correre e stire fuori gambe, esatto. Ho letto su OneFootball che l'Inter vuole Eriksen e il piano B sarebbe Nandez. Regà, purtroppo è così. In quell'anno stavamo per retrocedere, fu una scelta di Lopez quella. Pensate davvero che Giulini abbia imposto quella formazione per regalare i 3 punti all'Inter? Attenzione, io non ho detto che Giulini abbia imposto quella formazione. Io ho detto, guarda le partite contro l'Inter in cui abbiamo perso, in che modo abbiamo perso. Io quello ho detto. Ho detto solo quello. Tu vatti a rivedere o ricordati in che modo abbiamo perso in quelle partite contro l'Inter. Ciao Gabriele, sai che sto rivalutando Ligo Giannis? Fa schifo, ma mai quanto Cherry. Prima pensavo il contrario. Eh, A me sinceramente Ligo Giannis non è che con 2 partite buone mi riesce a smentire. Quest'anno l'Europa League è d'obbligo, assolutamente. Quello assolutamente. Ciao Giuseppe, ma sicuramente no, almeno per un anno Nandez rimane, secondo me, almeno per un anno. Un 3-5-2 con Cragno, Andreolli, Romagna, Castan, Giannetti esterno, Cossu, Padoin, Ionita, Mianghè, Sau e Seter. Bah. Molto dubbie queste partite vendute cioè, ho capito quello che volevi dire, Francesco. È normale, ma il dubbio ti viene. Argo, io non so come dirtelo. Ho capito che abbiamo vinto 3 partite con l'Inter, ma io ti sto dicendo le partite che abbiamo perso, non per il fatto che abbiamo perso, ma per il come. È quello che puzza, è quello. Lascia perdere che lottavamo per retrocedere, perché noi ogni anno lottavamo per non retrocedere. È il come le si perdevano. E a me è quello che mi faceva puzzare la cosa. A proposito di Nandez, io ho notato che nelle ultime partite non ha corso come nelle prime. Guarda caso è conciso con le voci di una sua possibile partenza. No, non te sta a preoccupare, Marco. Cosa ne pensi delle ultime prestazioni di Pellegrini? Non ha fatto bene, eh? Non ha fatto per niente bene. Forse si sta un po' adagiato sugli allori, secondo me. Ligo non si smentisce manco per me, che Cherry di partite buone non ne ha fatte manco mezzo, peggio di così non si può. Tanto, tanto venga la vendita di Nandez, tanta roba per un incasso favoloso. Perché si è tagliato la barba con meno, la barba è più aerodinamica. Eppure Cassano non mi dispiaceva, non era malvagio. No, stiamo a parlare delle partite col Cagliari, quelle dopo che siamo saliti dalla B, capito? Quelle dell'era Giulini.
Poi Argo non è me so scordato, te l'ho anche detto prima. Il Cagliari potrebbe prendere Florenzi e Zielinski. Mo da dove è uscito Zielinski, scusa. Mo vabbè che vabbè, ma Zielinski non credo, dai. Su Florenzi domani esce un video, ripeto. Perché Celino non ti piaceva? Per niente. A me Celino non è mai piaciuto. Ciao Candy. Dopo il 4-0 con l'Inter facemmo 0-0 col Bologna e poi perdemmo 4-0 con la Samp, quindi non c'è alcuna anomalia in quella sconfitta. Facevamo schifo quell'anno. Ma tu ti stai riferendo a una partita sola? Se tu vuoi difendere a prescindere a spada tratta Giulini, sei assolutamente libero di farlo, ma non puoi dire cose del genere. Cioè, ok, abbiamo perso 4-0 con l'Inter e abbiamo giocato in una maniera veramente sconcertante, ma il fatto che la partita dopo abbiamo fatto 0-0 non c'entra nulla, perché noi tecnicamente quella partita rischiavamo pure di vincerla, perché poi fu annullato il gol de Sau. Tralasciando questo, non sta a guardare i risultati dopo, io mi riferisco semplicemente alle partite con l'Inter. Ne abbiamo vinte 3, ok, ma quelle che abbiamo perso, come le abbiamo perse? È quello. Poi, se tu me lo vedi, ci sto tantissimo. Cioè, te l'appoggio totalmente che la partita con la Samp è stata una delle peggiori partite, però tra l'altro 4-1 perché poi abbiamo fatto pure un gol. Una delle peggiori partite che abbiamo visto del Cagliari. Infatti è stata l'unica partita del Cagliari che ho smesso di guardare. L'unica. In 23 anni è stata l'unica partita che mi sono rifiutato e continuo a guardare del Cagliari. Però secondo me, io ti dico, secondo me, a me in quel periodo l'anomalia secondo me c'era. Io qualche dubbio ce l'avevo. Ricordi che Vomito nel 2017-2018 pensi sia stato l'anno con più partite ignobili di sempre? È stato uno dei primi, eh. Ovviamente comincia a fare video io su YouTube e il Cagliari subito decide di fare una stagione di merda. No, è stato veramente un anno a livello prestazionale che ha visto delle partite, vedi appunto quelle con l'Inter e con la Samp, veramente indecenti. Cioè, paradossalmente meritavamo di più la retrocessione quell'anno che l'anno in cui siamo retrocessi. Solo una partita con l'Inter abbiamo perso male, le altre sono state sconfitte decorose. Il 5-0 in casa è decoroso? Non lo so. 5-1 quant'era? A te quella partita puzza perché hai dei pregiudizi. Pregiudizi su cosa, scusa? Ma oggi dovresti capire che non hanno senso. Ma pregiudizi su cosa? Precisamente, so curioso di saperlo. Per me Cepitelli non può fare il titolare nel Cagliari. Pisacane e Clavan sono più esperti e soprattutto prendono gli anticipi. Cosa ne pensi? Penso che comunque Cepitelli sia un buon giocatore, però attualmente stanno rendendo molto meglio Pisacane e Clavan. Pregiudizi su Giulini. Io non ho assolutamente nessun pregiudizio su Giulini.
Io ho semplicemente detto che Giulini detiene delle azioni dell'Inter e non mi pare un pregiudizio, mi pare un dato di fatto, o sbaglio? Ho parlato di tutte le partite dell'Inter, di tutte le partite con l'Inter giocate da quando è arrivato Giulini? No, perché quella di quest'anno, perlomeno nel primo tempo, abbiamo giocato bene. Qualcosina abbiamo provato a fare. Nel secondo, poi, dopo il gol del pareggio, siamo spariti. Però qualcosina abbiamo provato a fare. Io non sto a dire che tutte le partite con l'Inter sono dubbie, ma quelle partite in cui abbiamo perso, bisogna vedere soprattutto il modo in cui abbiamo perso. Nulla di più e nulla di meno. Nessun pregiudizio. Assolutamente. Quella stagione avevamo preso 5 gol un bel paio di volte. Eh sì, Napoli, Inter. Eravamo da sputare in faccia in quel campionato, vagonate di gol ogni giornata subiti ed eravamo i soliti che risuscitavano i morti, è vero? Ma chi se ne frega del passato, guardiamo al presente. Con due innesti a gennaio, attaccante e difensore centrale, si può davvero puntare anche all'Europa. Secondo me si può davvero puntare già da adesso all'Europa. Parliamoci chiaro. Ciao Miro, ti ascolto sempre dalla Repubblica Dominicana. Grazie Giambattista. Sempre Forza Cagliari, assolutamente. Tienici sempre aggiornati per tutto quello che riguarda il nostro amato Castello. Faccio quello che posso. Romagna sta facendo schifo al Sassuolo. Giulini dichiarò che la quantità delle azioni possedute dalla sua famiglia è così esigua da non consentirgli di venderle. Ma infatti qui nessuno sta supponendo il fatto che Giulini facesse fare quelle partite per incassare con le azioni dell'Inter. Qui nessuno sta affermando niente di questo. Ho semplicemente detto che con il fatto che lui è comunque tuttora un azionista dell'Inter, seppur di minoranza, ma comunque azionista dell'Inter, e vai a vedere quelle partite con l'Inter in cui abbiamo perso, in che modo abbiamo perso, due domande secondo me ti vengono spontanee. Io il dubbio ce l'ho avuto. 5 gol ce li fece il Napoli, la Fiorentina e non solo l'Inter. E in quell'anno vincemmo a San Siro. Niente, non so che dite, Argo, cioè. O io più di ti, cioè, so 3 volte che ti dico sempre la stessa cosa. Se tu dici che le sconfitte con l'Inter puzzano, stai alludendo a partite regalate all'Inter. Assolutamente sì. A quello ti dico di sì. Secondo me quelle partite sono state regalate all'Inter. Su quello ti dico proprio fortemente sì. Assolutamente, secondo me sì. No, Albi, perché bannando non risolvi niente. È bello quando c'è una discussione. Regà, non è che quello che dico io è legge. Secondo me Giulini ha regalato quelle partite all'Inter. Non è che effettivamente le abbia regalate. Io sto solo esprimendo una mia opinione. Oh, bravo, ma se tu pensi che siano state regalate e non hai prove, capisci che stiamo parlando di pregiudizi privi di fondamento? Io le prove ce le ho. Quelle partite, secondo me, sono state regalate. La partita in sé è una prova.
io non ho pregiudizi nei confronti di Giulini. Non ho nessun tipo di pregiudizio. Però alcune cose mi sono puzzate. Semplicemente questo. Perché io non è che a ogni partita con l'Inter dico, vabbè, tanto Giulini. Cioè, io non è che quando sento Inter Cagliari o Cagliari Inter parto subito in piede di guerra dicendo vabbè l'Inter Giulini, assolutamente no, perché la palla è rotonda, la palla è rotonda, però in alcune circostanze ho avuto il dubbio, semplicemente quello, ma penso che sia una cosa normalissima. Quindi tutte le brutte sconfitte del Cagliari sono partite vendute, per esempio due gol, no, due gol, per esempio i 2-0-5 col Napoli sono vendute. No, no, assolutamente no. Assolutamente no. Ciao Fabri, ciao Dudinus. Quindi ti puzzano solo certe sconfitte con l'Inter. Se tu mi parli di calcio giocato, ti dico sì, mi puzzano solo le sconfitte con l'Inter, alcune, non tutte, alcune. Ma non è il fatto solo delle sconfitte. Ripeto, è il fatto che Giulini, anche se ne ha poche, è tuttora un azionista dell'Inter. E il fatto che il Cagliari sul calciomercato abbia effettivamente e palesemente aiutato l'Inter, privandoli poi, comprandogli dei giocatori che facevano cagare, cagare. Benedetti, quanti si ricordano Benedetti? Un giocatore scandaloso. Longo, Krisedig, Semurru, Mianghè. Ne abbiamo fatti di favori all'Inter ed è palese. Secondo me è palese. Non riguarda solo le partite sono una parte, secondo me. Andreolli. Ciao Marco. Ma Benedetti è stato uno degli acquisti più inutili della storia del Cagliari, mamma mia. No, vabbè, Mianghè, Longo e Krisedig dovevano diventare forti. Manco su FIFA diventano forti. Manco su FIFA. Serve un altro attaccante, siamo pochi. Quindi prima vinciamo a San Siro e poi regaliamo la vittoria all'Inter, perché capisci che non c'è razionalità nel tuo discorso? Ma io io non mi pare di aver mai affermato che il mio discorso sia razionale. Non mi pare di averlo mai detto. Io semplicemente ti sto esprimendo quelle che sono le mie opinioni. Io vado sempre a sensazioni quando i ragionamenti non possono essere il massimo. Io vado a sensazioni. E a sensazioni ti dico che Giulini ha fatto un botto di favori all'Inter.
Mo, regà, mo non penso che Barella abbia sbagliato di proposito il rigore con l'Inter. Mianghesi è ancora di nostra proprietà, torna stanno. No, Barella ovviamente non è stato un regalo perché gliel'abbiamo fatto pagare. Barella frignava come un bambino che voleva andare all'Inter e subito, anche troppo dimenticandosi che era ancora sotto contratto con il Cagliari. Ma infatti a me è stato quello che mi ha dato fastidio della trattativa, che ha fatto il bambino viziato, perché che Barella se ne andasse lo sapevamo tutti fin dal principio. Non era una cosa così allucinante, cioè lo sapevamo. La tua sensazione ti dice che prima vinciamo a San Siro e poi al ritorno vendiamo la partita, capisci che non ha senso? Perché non ha senso, scusa? Non riesco a capire il perché non ha senso. Quindi l'Inter ci ha regalato certe partite. No, che cazzo gliene frega all'Inter del Cagliari, scusa? Aresti a che serve nel Cagliari? A fare il terzo portiere? O il secondo, dato che Rafael l'anno prossimo si ritira? Bravissimo Miro, esatto. E che anche quando il contratto con l'Inter lo stava firmando, piangeva ancora facendo delle scene da bambinetto viziato che voleva subito partire a Milano. Dà la ragione a questo Argo, se no non la finisce più. No, no, io mi ci impunto sulle cose. Ma vogliamo parlare della domenica sportiva che dedica 2 minuti al Cairo l'anno scorso? Su questo, anche su questo Francesco arriverà un video. Anche su questo arriverà un video, arriverà sabato. Su questa cosa arriverà un video sabato. Ti posso dire solo che la mia idea è molto contrastante con la tua. Perché gli dovevamo regalare solo certe partite? Perché regalargli quella che ci poteva costare la retrocessione? Sai cosa vuol dire economicamente scendere in B? Averci 25 milioni in più. Lo so cosa significa. Avere 25 milioni in più. Quindi abbiamo cercato di retrocedere e non ci siamo riusciti? Lo hai detto tu, non l'ho detto io. Non mi pare di aver mai supposto una cosa del genere. Non mi pare di averlo mai detto, Argo, non te sbagliare. Non mi mette in bocca cose che non ho mai detto. Non mi mette in bocca cose che non ho mai detto. Tu mi hai detto, sai cosa significa retrocedere? Io ti ho detto 25 milioni in più. I soldi del paracadute. Perché quando retrocedi c'è il paracadute. Che te devo dire che non è vero? Devo far finta che non esiste? È vero. Scusa, Te devo venire a raccontare stronzate? Ti sto parlando di un dato di fatto. Quando retrocedi tu hai 25 milioni in più.
Ma di che non è vero, scusa, eh? Cioè, ma di che stiamo a parlare? Eravamo appena risaliti, il paracadute sarebbe stato minore, il paracadute dipende dai vari parametri. Mo' io questo non lo so, io so che de norma so 25 milioni. Ciao Vicious, alla prossima. Ti piaceva Perico per niente? Secondo me il Cagliari deve cercare di passare almeno dalle semifinali di Coppa Italia. Sulla Coppa Italia bisogna puntarci. Per quello con Cileno facevamo come le luci dell'albero di Natale, 2 anni in A e poi giù in B. Comunque un po' mi manca, Samu, ero abituato a vederlo con la nostra maglia. A me non è che mancasse così tanto. Il paracadute poi non è che è stato inventato da tanto, eh. Cioè. Ciao Miro, ciao Seba, ciao caro. Posso fare una battuta? Visto la situazione di Cavani, immaginate a gennaio lo prendiamo? Non si allargamo. Non si allargamo. Aspettate un attimo, mi sta chiamando la ragazza mia, eh. Omo? Senti, ti posso richiamare tra poco che sto ancora a fare la live? Amo? Ah, non ti preoccupare. Vabbè. Visto anche con nazionali già presenti, magari. Cioè, Miro, parliamo di una cosa seria, ma c'era il ragazzo che ci fanno, se fa male Simeone Ciao con chi gioca, con questi due, serve un attaccante a gennaio di spessore per la panchina. Sicuramente bisognerà rinforzare anche il reparto offensivo, però. Se scendere in B conviene, allora perché affannarsi a salvarsi? Ci sono una marea di introiti in A, dai Miro, stai sbarellando. Ma chi ha mai detto che scendere conviene? Io ho semplicemente detto che se retrocedi c'hai 25 milioni in più. E mo tu stai a interpretare sta frase che ho detto io come cazzo te pare a te. Cioè, seriamente l'hai messo così? Solo perché ho detto che se scendi in bici è il paracadute? Io ho detto un dato di fatto, come un dato di fatto che in A hai in più introiti. Cioè, tu ti stai a fare un discorso mentale tutto tuo, con le frasi che dico, interpretandole come cazzo te pare a te. Quando io ho detto una cosa che è discussa, cioè che è discussa, che è così. Se scendi in B hai un paracadute di 25 milioni. Punto. Non mi pare c'è da discutere su questo, no? Non mi pare mai di aver affermato o lasciare intuire che il Cagliari è retrocesso perché gli conveniva. Non mi pare di aver mai detto o lasciato intendere che Giulini voleva retrocedere per il paracadute. Ma chi l'ha mai detto infatti che scendere in B, che il Cagliari voleva scendere in B? Me lo spieghi? Io è quello che sto cercando di capire. Chi l'ha detto? Perché io non l'ho detto. Io non l'ho detto. Mi spieghi chi l'ha detto, quando l'ha detto? O sei tu che te lo sta a dire da solo? Ma assolutamente no, non l'ho lasciato intendere. Tu mi hai detto, sai cosa significa andare in B? Io ti ho detto, averci un paracadute di 25 milioni. Mi vuoi dire che non è vero averci il paracadute? A prescindere dai milioni che so? Famo conto che il paracadute è mezzo milione d'euro.
Se tu se tu mi avessi detto cosa significa andare in B, averci un paracadute da $500.000. Cioè, di che stiamo a parlare? Capito? Ma nemmeno io sono incazzato, solo che non riesco a capire il ragionamento che stai a fare te. Perché tu te stai a fare un discorso tutto tuo pensando a cose che pensi solo tu. Capito? Io non ho mai voluto intendere che al Cagliari gli convenisse andare in B. Mai. Sì, infatti, basta, raga, mi ha rotto pure il cazzo sta discussione. Basta. Ah, c'ho sti jeans e mi stavano a ammazzare. Ah, raga, io mi fumo l'ultima sigaretta e poi vado. Ok, ciao. Devo andare, Christian, non posso rimanere a vita qua. Ciao, il primo, no, stavamo a fare alcuni discorsi un po' così. Domani Argo sentirai la mia sul caso Florenzi. Ho fatto un video, domani lo carico. Super Cherry a gennaio spero esca dalla porta della società veloce come non ha mai fatto fino ad ora in campo. Speriamo prenda almeno quel giorno la porta, con scritto exit. Vedremo, vedremo, io lo spero. Io al posto di Cherry gli voglio il venerabile Larrivei, il divino. E tanto Davide, io mo finisco, cioè, mi fumo sta sigaretta e vado, ancora c'ho 5 minuti, dai. Cherry, grande attaccante dai grandi record, 0 gol in Serie A, un po' come Benner da Juve, non so quanti se lo ricordano. Miro versus Argo di Fomiro. Ma non è il fatto di fa, è proprio una cosa logica. Il ruolo di Cherry è servire gli assist per la squadra avversaria, mica poco. È un superpotere. Beh, non è così sbagliato come discorso. Cherry sì che è un regalo alla Juve, altro che favori all'Inter. Io ancora mo devo spiegare da dove è uscita sta valutazione. Veramente. Magari possiamo prendere qualcuno in uscita da Napoli, visto che si sta sfasciando la squadra. Ma c'hanno gli ingaggi abbastanza alti. Magari se ci qualifichiamo in una Coppa Europea, un altro acquisto tipo Nainggolan ce lo possiamo pure permettere. Però troppi no. Forse Cherry è più dotato per il curling, più per il bowling a fare il birillo. Io entrerei a qualcuno dell'Atalanta o della Juve. Mi hai detto Codica. Grazie Miro per Lion. Ma di che? Grazie a te Michele per averci seguito, anzi per avermi seguito. Spero ne faccia... Ma assolutamente, io almeno una settimana la faccio. Però con Andrea è praticamente impossibile purtroppo per problemi lavorativi. Comunque ciao Michele, alla prossima.
Cioè, è fatto per il badminton, sport inutili per No, il badminton è bellissimo. Io amo il badminton. Sì, sul fatto che dovrebbe cambiare professione, quello siamo d'accordo, penso un po' tutti. Su quello penso siamo d'accordo tutti. Bellissima live e aumentano comunque i tuoi follower. Ma perché voi ci fate caso e io no? Cioè io non li sto proprio a guardare i follower. A me sarà che non me ne frega un cazzo. Vabbè. Grazie comunque che sei felice per me. Sempre Forza Castello. Ciao Francesco, alla prossima. Vorrei qua me. Fabri, tanta roba qua me. Fai il video delle nuove maglie delle nazionali ad Euro 2020? Mm. Mi piacciono a me le maglie, però boh. Tra poco a dicembre giochiamo anche la Coppa Italia contro la Samp. Speriamo di vincere. Secondo te la Samp punta alla Coppa Italia o non gliene fotte nulla e pensa al campionato? Beh, adesso la Samp deve pensare a salvarsi, quindi non credo dia priorità alla Coppa Italia. Contro il Lecce voglio Cerri titolare, fa doppietta se. Quando mai? 2000 iscritti vicini. Se arriveranno un giorno, amen. Cioè, se arrivano, arrivano, se non arrivano, sti cazzi. Ma tu chi preferisci che vinca lo scudetto la Juve o Inter se non lo dovesse vincere il Cagliari? A me è indifferente, a me mi frega quello che fa il Cagliari. Poi lo scudetto può vincere la Juve, come può vincere l'Inter, come può vincere la Roma, come può vincere la Lazio, come può vincere il Sassuolo. A me mi importa quello che fa il Cagliari, quello che fanno le altre squadre sono cazzi loro. A me che me frega. Non le sto tanto a guardare. Ci sono state live più belle. Ce ne saranno anche di altre più belle. Ma perché tra le neopromosse il Brescia ha una rosa molto migliore delle altre due? Non solo il Balotelli sta facendo peggio dalle tre? Allenatore, penso problemi d'allenatore. Con tutto che sia scarso, ma serve a qualcosa prendersela con Cerri? Forse lasciandolo in pace a qualcuno si riuscirà anche a darlo. Ma io infatti non è che me la vivo con Cerri. Ciao Giampaolo, mi dispiace ma io adesso sto andando, quindi sei entrato proprio nel rush finale. Allora ragazzi, come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Ci vediamo domani con il video su Florenzi e sabato con un altro video che riguarda in generale l'ambiente Cagliari. Quindi vi ringrazio tantissimo per questa compagnia, siete stati anche oggi veramente numerosissimi, abbiamo avuto picchi di 40 persone, veramente siete fantastici. Vi ringrazio tantissimo e niente, ci becchiamo domani. Belli, regà. E sempre Forza Castello, ovviamente, eh.